Il futuro della sanità veneta fa scoppiare la guerra in regione. Il governo Monti ha infatti impugnato il piano sociosanitario del Veneto approvato lo scorso 9 giugno. 5 i punti contestati. In pratica il nuovo piano è accusato di avvantaggiare il Consiglio indebolendo il potere della giunta regionale. Rilievi già mossi dall'assessore regionale Luca Coletto subito dopo l'approvazione del documento. Osservazioni che non sono certo andate giù ai consiglieri che accusano Coletto di aver aiutato il governo nell'ostacolare il piano. Tra la giunta e il Consiglio a mio avviso c'è uno scontro di poteri, c'è uno scontro anche proprio di competenze. E c'è una maggioranza all'interno del Consiglio che è intenzionata a difendere il piano, che alla fine, anche se c'è qualcuno che ha mal di pancia, se lo deve far passare. Uno scontro fra la Lega e il PDL, ma ormai lì non esiste neanche più, c'è una baruffa continua dentro la Lega, dentro il PDL e fra il PDL e la Lega. Il Presidente della Giunta è una nullità, sa solo curare la propria immagine e per il resto non c'è un solo progetto in piedi. Dagli attacchi non viene risparmiato nemmeno il governo centrale. A mio avviso un'ingerenza veramente scandalosa, fatta da un governo di tecnici, imbeccato probabilmente da qualcuno nel Veneto. La strana alleanza PD-PDL, che 2 mesi fa portò anche all'approvazione del piano, attacca pesantemente la Lega e la giunta regionale, minimizza invece il governatore Luca Zaia. Il piano è contestato in piccole formalità, non nella sua totalità, assicura. Il governo interloquisce su degli aspetti formali, ovvero delle attribuzioni di competenze tra il Consiglio e la giunta. Ne avevamo anche discusso tra di noi. Evidentemente il governo vuol dare ragione a qualcuno, adesso vedremo chi ha ragione. Ma dal Consiglio affilano le armi e annunciano già la prossima battaglia. Reagiremo con forza in termini di Consiglio regionale. Studieremo nei prossimi giorni una legge regionale, voglio rimarcarlo, una legge regionale velocissima nell'approvazione che andrà ad approvare le schede sociosanitarie.